A Cagliari la protesta dei pastori sardi sotto il palazzo del Consiglio regionale in via Roma, la voce di Gian Mario Falchi da Bultei. Gian Mario, prezzo del latte che non soddisfa più le esigenze dei lavoratori, non si riesce più a vivere anche con questo rincaro di energia, insomma, che cosa c'è stato, cosa ci puoi spiegare? Allora, il prezzo del latte diciamo che ha avuto delle quotazioni abbastanza buone, perché nella cooperazione praticamente ci sono state le chiusure della campagna dell'anno scorso intorno all'1,40, solo che c'è sempre il divario tra industriale e cooperativa, perché l'industriale ha pagato da 30-35 centesimi in meno. Il problema non è solo quello, perché noi adesso ci dobbiamo rapportare con la nuova campagna, con le bollette alle stelle che sono triplicate e non riusciremo a sostenere i costi di produzione. E poi c'è stato il danno grande, quello più grande, che è la nuova PAC, che noi siamo stati penalizzati rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Invece era una PAC proprio studiata per noi. Per noi, tra l'altro, che siamo rientrati nell'obiettivo 1 e dovevamo avere i fondi aggiuntivi, invece di avere i fondi aggiuntivi ci mancano la metà dei soldi praticamente. Non lo so come si può fare questa operazione, che tutto aumenta tranne i nostri prodotti. Ti faccio un esempio: l'agnello l'anno scorso è stato pagato in questo periodo 5,80, quest'anno è 5 euro, però il mangime è raddoppiato, il gasolio è raddoppiato, i costi dell'energia elettrica è triplicato. Non si può lavorare così, non si può, perché poi a noi ci stanno chiedendo sempre più burocrazia. Nelle aziende adesso ci sono controlli in tutti i modi che non riesci neanche a rispettare. Ricordiamoci che dietro ogni singolo pastore ci sono le famiglie, quindi Certo. è un disagio Per noi è doppio, perché prima lo dobbiamo subire in campagna e poi quando rientriamo a casa dobbiamo far quadrare i conti anche a casa, perché abbiamo anche la bolletta di casa triplicata, i costi delle spese di casa sono triplicati. Infatti non è che è un problema nostro dei pastori, è un problema di tutta la Sardegna, però noi ce l'abbiamo da una parte e dall'altra. Noi adesso la cosa che ci ha fatto più incazzare è che, visto che i soldi ci dovevano essere, e loro non sono stati in grado di tutelare la Sardegna, perché al convegno che c'è stato con tutte le regioni la Sardegna è stata quella che ha preso di meno, non ha avuto la forza in quei tavoli di portare a casa dei risultati. Gian Mario, grazie per la disponibilità.